Ben ritrovati dalla redazione. La morte di Papa Francesco all'indomani della Santa Pasqua commuove come un segno potente tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà di questo mondo, alla luce di un pontificato contrassegnato dalla grande capacità di avvicinare la vita della Chiesa alle persone comuni. Ora è il momento di raccogliersi in preghiera. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Federiga ha accolto la notizia della scomparsa del pontefice. Cronaca: scende dall'autobus dopo la corsa e scappa senza pagare, poi minaccia il tassista con un grosso coltello da cucina. Dopo una colluttazione tra i due interviene la polizia che denuncia il possessore del coltello, uno straniero di 27 anni. Il tassista, un giovane triestino, racconta: alle 23 ho fatto salire un ragazzo nel parcheggio del taxi in via Gallina, ha chiesto di andare in via dei Gravisi a Borgo San Sergio, ha fatto fermare in un punto poco illuminato, poi è sceso senza pagare. Lo ha seguito e lo ha tirato fuori un grosso coltello da cucina. A un certo punto sono intervenuti dei passanti che hanno visto la scena e cercato di dare una mano. Il Tribunale di Pordenone ha rinviato alla Corte Costituzionale il nuovo codice della strada dopo aver affrontato il caso di una donna che lo scorso dicembre aveva causato un incidente stradale e una volta ricoverata in ospedale dall'esame dell'urina era risultata positiva agli oppiacei, pur affermando di non aver assunto droghe. La conducente, che rischia un decreto penale di condanna, aveva riferito ai sanitari di aver assunto nelle 24-72 ore antecedenti l'esame alcune gocce di ansiolitico e un altro farmaco contenente codeina. È stata la GIP del Tribunale di Pordenone, Milena Granata, a sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo che il PM Enrico Pezzi aveva richiamato l'attenzione sul caso. Tra le riserve sollevate anche il presupposto che il nuovo codice punisce chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti a prescindere da una valutazione sugli effetti della capacità di guida. Marina Giulia ha accolto i visitatori per il ponte di Pasqua con un volto rinnovato e una spiaggia pronta ad essere vissuta. Con la conclusione dei principali lavori, Marina Giulia si restituisce alla città un'area balneare pronta, ordinata e sicura in vista della nuova stagione, ha rilevato il neo sindaco Luca Fasan. Si proseguirà nei prossimi giorni con altri interventi mirati a migliorare ulteriormente l'accessibilità e la qualità dei servizi, confermando l'attenzione dell'amministrazione per uno dei luoghi più amati della città. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile in montagna. Nel pomeriggio possibili rovesci temporali sparsi sulla zona montana, specie orientale, verso il confine con la Slovenia. Non è escluso qualche rovescio temporale possa interessare l'Isutino e Trieste. Venti a regime di brezza, temperature massime in aumento, temperature minime in pianura fra 10 e 13 gradi, così come sulla costa. Temperature massime in pianura fra 23 e 26 gradi, sulla costa fra 20 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.